Nel 1948 si è approvata la Costituzione repubblicana e Einaudi nel presentarla diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Questa autonomia noi la chiediamo come veneti e ormai il processo è ben avviato e abbiamo speranza di chiudere questa partita entro fine anno. L'autonomia non è solo una questione economica, da alcuni è accusata anche di essere quasi una forma egoistica, invece è tutt'altro. E il fatto stesso che siano pervenute le richieste di autonomia da parte di tutta l'Italia, quindi non è solo una questione delle regioni del nord, ma è condivisa da tutti, perché autonomia non è solo una questione, ripeto, finanziaria, ma è che ogni regione deve sapere e vuole valorizzare le proprie capacità. Quindi gli stessi governatori, gli stessi territori desiderano questa vicinanza del potere alla gente. L'Italia è fatta di regioni perché nel DNA abbiamo le regioni, non sono solo un tratto di penna territoriale tracciato su una carta geografica, bensì è proprio una cultura di popoli, di identità, di tradizioni diverse ed è su quella che, se ci pensate, è la vera forza dell'Italia.